Il partito di Emma Bonino, convinto sostenitore dell'uscente governo Draghi, ha presentato i suoi candidati alle elezioni del 25 settembre per il Veneto. A Vicenza il capolista per la Camera dei Deputati è il segretario nazionale, il sondriese Della Vedova. La proposta di Più Europa è per un Veneto europeo, per un Veneto e un'Italia che diventino sempre più protagoniste a livello europeo, perché è lì che si decide nell'interesse dei cittadini, delle famiglie e delle imprese venete. Draghi ha dimostrato che l'Italia può tornare ad essere un protagonista a pari livello con Spagna e anche Francia e Germania in Europa. L'hanno cacciato, noi siamo qui per dire le soluzioni vere, profonde arrivano dall'Europa. Più Europa è quello che serve anche al Veneto. Nessun vicentino nel collegio del Senato, mentre in quello per la Camera, alle spalle di Della Vedova, c'è Luciano Fabris, di Nove, già consigliere comunale a Bassano. La salvaguardia del suolo, un sviluppo sostenibile, un'attenzione anche sulla biodiversità e soprattutto un'attenzione verso i giovani. Mi sono occupato di ambiente, mi sono occupato di sostenibilità proprio perché penso alle future generazioni. Io faccio cooperazione internazionale, a me dà fastidio sentire esponenti della Lega che dicono aiutiamoli a casa loro, parliamo di immigrati, e poi tagliano in Veneto più del 50% del bilancio che riguarda la cooperazione. Al Senato per Vicenza il capolista sarà Giorgio Pasetto. Emma Bonino è invece candidata nel collegio Veneto 1, Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia.